Se parliamo di finale regionale di Under 18 femminile 2011 dobbiamo premettere che entrambe le finaliste, Sandonà e Pool Volley, erano già qualificate per la finale nazionale, fra l'altro in corso in questi giorni, con finale scudetto proprio a Sandonà domenica 12 giugno. Perché è con questa consapevolezza che entrambe le formazioni hanno affrontato il match per il titolo regionale. In realtà non c'è stata storia perché il Pool Volley non è mai entrato in partita e Sandonà ha chiuso agevolmente per 3-0. Eravamo già alle finali nazionali perché nel Veneto tutte e due le squadre passano alla finale nazionale, però era importante perché poi si scelgono i gironi a seconda del primo e secondo e in teoria siamo agevolate e comunque un titolo regionale importante. Questo è un obiettivo di passaggio. Diciamo che ci eravamo già qualificati per l'obiettivo che abbiamo nel mirino, però chiaramente arrivare primi è sempre comunque una cosa importante. L'obiettivo ovviamente è la finale nazionale e temiamo di più. No, esatto, non abbiamo paura di nessuno. È un onore per la provincia di Venezia ospitare solo dopo 2 anni, se ricordo bene, nuovamente la finale nazionale. Una dimostrazione che i nostri dirigenti sanno lavorare bene. Ci sono 8 squadre e io penso che sarà un torneo Under 18 di un livello molto alto, almeno il più alto di questi ultimi 5-6 anni. Ci sono 3 o 4 squadre che sono di un livello veramente importante, quindi secondo me sarà veramente un torneo di alto livello. Chi lo vincerà insomma, avrà uno status importante. Miglior giocatrice della finale è stata Gloria Santin. È stata una soddisfazione perché dopo tutti gli allenamenti che facciamo ogni giorno in palestra, 3 ore al giorno, credo che ce lo siamo meritate di arrivare a questo punto e sono contenta di aver preso il premio e a questo punto speriamo di fare bene anche alle finali nazionali. In casa Pool Volley la finale è stata una doccia fredda, grandi aspettative, ma la squadra non è mai riuscita a giocare al livello delle avversarie. Si poteva fare sicuramente di più, solo che non siamo mai riusciti a entrare in partita. Non so se sia stato un demerito nostro o la bravura degli avversari. Noi eravamo bloccate tutta la partita, non siamo riusciti a giocare, forse la paura, forse la tensione, non lo sappiamo. Comunque credo che abbiamo una grande opportunità che è quella delle finali nazionali e pertanto non vogliamo sprecarla, vogliamo giocare veramente come sappiamo giocare e conquistare almeno i quarti. Rimane il fatto che questa società, la più continua fra i vivai femminili del Padovano, chiude con le finali nazionali un'altra annata straordinaria. È stata un'annata senz'altro positiva perché arrivare in finale e raggiungere l'obiettivo delle nazionali per noi è di grande entusiasmo, quindi posso dire che è stata un'annata veramente positiva, non solamente per questo gruppo di ragazzi ma anche per altre, perché un quarto posto nel campionato regionale di Serie C, abbiamo sfiorato i playoff per un punto, quindi sicuramente un grande risultato e poi ottimi posti anche per le altre categorie, dalla 13 alla 14 alla 16 e anche per il maschile, quindi soddisfattissimo. Ed una di queste atlete giocherà addirittura i mondiali. Parliamo di beach volley, anche qui la Pool Volley lascia il segno. Il beach volley e soprattutto i mondiali con la mia compagna Valentina Facco. E sono in Croazia e puntiamo a fare lì un buon risultato come quest'anno con le ragazze, solo che estivo.